Nel campionato, amici di Sportisili, con la partita del Giovanni Aloisio di Misilmeri di fronte la Don Carlo di mister Salvatore Utro e il Gela, squadra di mister Evola, che non ha ancora raccolto neanche un punto nelle 3 precedenti partite, pur avendo a disposizione giocatori molto interessanti e anche di esperienza nella categoria. Una partita che sulla carta dovrebbe favorire gli uomini in maglia rossa, che per l'occasione presentano la nuova maglia. Vedremo come si svolgerà l'incontro del Giovanni Aloisio. Dunque mettetevi comodi, perché si comincia con Don Carlo Misilmeri Gela. Il primo pallone è però per la formazione ospite, con il cross di Piazza, il colpo di testa di Abate, la palla che finisce in rete, ma l'ex attaccante tra le altre del Siracusa è in posizione di fuorigioco. Si affaccia in avanti per la prima volta in partita la Don Carlo Misilmeri con la fuga di Iraci, il suo destro, la palla che si alza sopra la traversa. Nel prosieguo dell'azione c'è un calcio d'angolo battuto corto, tante volte ha battuto corti i calci d'angolo la Don Carlo, la palla che viene messa fuori di testa, poi l'arrisco della Iraci sul secondo palo, il tentativo di sforbiciata, la palla che rimane lì, tiro di Concialdi, palla alta ancora sopra la traversa. È praticamente un monologo della squadra di mister Utro, che insiste qui con Cialdi, piede invertito, cross con il sinistro, colpo di testa di Balistreri, la palla che scende all'improvviso, colpisce la faccia esterna della traversa e si perde fuori. Ancora Don Carlo, ancora questa volta con Lucera che si porta sul fondo, mette questo tiro cross velenoso, la palla schiaffeggiata dal portiere finisce sulla traversa e si perde fuori. Poi arrivano anche le prime occasioni per il Gela qui sugli sviluppi di un calcio passato, del colpo di testa ben bloccato senza problemi da Simone Marino. Attacco ancora una volta per la formazione ospita, con la palla che rimane lì, il tiro uncinato di sinistro e la palla che si perde di poco sopra la traversa. Ad un passo al gol di Gela, ma decisamente più pericolosa è la Don Carlo Misilmeri, che insiste con l'Onigro, Balistreri al limite, carica il destro, c'è la deviazione, palla che si perde fuori. E ora veniamo a un episodio che potrebbe rappresentare uno degli aghi della bilancia sulla partita. Qui Iraci, il tiro ribattuto sul rimbalzo il più veloce, sempre l'ex Canicatti che va giù, il direttore di gara fischia calcio di rigore tra le proteste dei giocatori del Gela, ma su consiglio del guardaline cambierà idea e concederà calcio di punizione dal limite alla Don Carlo Misilmeri. Qui dal nostro rallenti possiamo vedere come effettivamente Iraci sembra avere un piede quantomeno sulla linea dell'area di rigore e quindi in teoria è un calcio di rigore negato alla Don Carlo, che però insiste ancora alla ricerca del gol del vantaggio. Qui il calcio d'angolo di Lonigro per la sforbiciata di Iraci, particolarmente ispirato, ma la palla è sopra la traversa. Veniamo ancora ad un nuovo attacco da parte del Gela, qui con Piazza che lo prepara, poi la conclusione dalla distanza con la palla che si perde di poco al lato col Marino che comunque stava controllando la traiettoria. Altro calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri, questa volta battuto all'interno dei 16 metri avversari, il colpo di testa di Cerniglia, la palla che si perde di poco al lato. E veniamo all'azione che sblocca la partita. Qui un po' distratta la difesa della Don Carlo, concede ad Abate la palla dell'1-0 e l'ex Siracusa sblocca la gara del Giovanni Aloisio con gli abbracci dei compagni di squadra. Gol che sembra stordire la Don Carlo Misilmeri, tanto che 3 minuti dopo, su un calcio d'angolo, la palla che spiove sul secondo palo dove c'è Falsaperla, colpo di testa che bacia il palo interno e finisce la sua corsa in fondo al sacco. E 2-0 per il Gela allo scoccare del 45esimo, e segna anche il giovane, uno degli under in campo per mister Evola, ovvero sia Falsaperla. Potrebbe addirittura spingersi in contropiede il Gela, ma su questa azione di Piazza, fermato da Africano, si chiude il primo tempo al Giovanni Aloisio e 0-2 per il Gela. E con le immagini passiamo al secondo tempo, con la Don Carlo che si fionda alla garibaldina alla ricerca dei gol che servono per evitare la sconfitta, ma qui intanto deve subire un contropiede con la conclusione che viene smanacciata e poi bloccata da Marino senza grossi problemi. Allora dall'altra parte può scatenarsi Ben Iraci, che controlla, guarda la porta, disposta sul destro, spara la bomba che si insacca all'angolino, accorcia le distanze alla Don Carlo, rianima la sua squadra. Ben Iraci che cerca di mettersi sulle spalle i compagni e Don Carlo che continua ad attaccare. Qui c'è una palla lunga controllata proprio da Iraci, poi c'è ancora l'avanzata con il servizio ancora per l'ex Canicatti, che però è piazzato con sinistra, c'è la parata, l'azione prosegue, Balistreri e ancora il miracolo del portiere a negare il gol del 2 pari
Gol del due pari che però non è lontano, sembra nell'aria. Qui c'è ancora una palla gol per la Don Carlo con un Concialdi scatenato, il cross col colpo di testa, la parata, poi altro tiro respinto e azione che viene ancora una volta stoppata dai difensori del Gela. Ma come dicevo, il gol è nell'aria e arriva proprio qui. La giocata di Piero Concialdi che porta a spasso mezza difesa, il cross per Pietro Balistreri, il pareggio di Pietro Balistreri che trova il primo gol in casa dopo averne segnato i 2 tra Coppa e campionato. Esplode l'ex attaccante Scuola Palermo all'indirizzo dei suoi tifosi, chiede la spinta del pubblico, chiama alla carica i supporters che non mancano di aiutare in questa circostanza. Va giù Concialdi, questa volta c'è il calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri tra le proteste dei giocatori del Gela, ma l'arbitro ha preso la decisione e manda sul dischetto Pietro Balistreri. Qui il conciliabolo con Iraci per la battuta del tiro dagli 11 metri, la concentrazione del bomber della Don Carlo Misilmeri con il direttore di gara che chiede a tutti di restare fuori dall'area, poi fischia, parte Balistreri ma c'è la parata che di fatto nega il gol del 3-2 alla Don Carlo, azione che insiste, altro batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, ma alla fine si salva il Gela. Qui c'è un calcio di punizione di Lonigro con la palla che spiove, Iraci cerca Matera in posizione regolare, ancora l'intervento da parte dell'estremo difensore del Gela, grande protagonista di questo secondo tempo, ma si gioca ad una sola porta di fatto e c'è ancora una discesa del solito scatenato Pierino Concialdi. La palla arriva sul secondo palo, il più classico dei tiri a giro, che però si spegne di pochissimo al lato, insiste su quella fascia la Don Carlo con il pallone messo in mezzo, la palla che arriva sul secondo palo, Colombatti non è abbastanza rapido a metterla dentro. Si va ad un'altra azione d'attacco, qui ancora Iraci che cerca di innescare Piero Concialdi, scatenato il numero 10 che cerca la giocata, la palla che arriva in aria e c'è la parata su Balistreri. Una rarissima sortita in attacco del Gela si trasforma in contropiede con Matera che cerca di scavalcare ma non trova la porta davvero per questione di centimetri. Ultima chance, un calcio di punizione di questo estenuante secondo tempo. Iraci ci prova la prima, ci prova la seconda volta, non trova i pali, si salva in pieno recupero, un recupero extra large per il Gela. Qui la palla viene gestita dagli ospiti e su questa giocata finisce la partita 2-2 tra Don Carlo Misilmeri e Gela. Non basta un secondo tempo all'assalto alla Don Carlo Misilmeri per trovare la vittoria che avrebbe consentito di agganciarsi al treno delle squadre in vetta. Da Sportisili è tutto, alla prossima.